Dopo il noto punteruolo rosso che attacca e uccide le palme, un altro virus che colpisce le piante di agrumi inizia a destare preoccupazione. Il suo nome è Citrus tristezza virus, CTV, comunemente chiamato tristezza. Ed in Sicilia è in corso un'infezione drastica e virulenta sugli impianti di agrumi. Ad essere coinvolte sono l'area di coltivazione dell'arancia rossa nel catanese e quella del mandarino tardivo di Ciaculli nel palermitano, ma l'epidemia si sta diffondendo su larga scala con il progressivo coinvolgimento dell'intero territorio siciliano. La Regione ha predisposto un programma di intervento straordinario che prevede il rimpianto degli agrumeti colpiti dal virus utilizzando esclusivamente materiale vegetale certificato. Inoltre è previsto un indennizzo per le aziende i cui agrumeti sono stati colpiti dal virus della tristezza ed una intensificazione dei controlli sul commercio dei vegetali potenzialmente vettori di organismi nocivi per gli agrumi. Ad oggi non sono stati segnalati casi nell'area di coltivazione dell'arancia DOP di Ribera, l'unica in Sicilia, ma è necessario intraprendere tutte le possibili iniziative di prevenzione per mantenere l'area indenne dal virus ed informare i produttori vivaisti e tutti gli operatori della filiera agrumicola sui potenziali rischi che una diffusione dell'epidemia comporterebbe nel territorio riberese. E a tal proposito, mercoledì prossimo 5 giugno alle ore 17 a Ribera, presso la sede del centro di aggregazione giovanile, si terrà un importante incontro tecnico rivolto a tutti gli operatori agrumicoli, nel corso del quale ricercatori, esperti e operatori affronteranno le problematiche legate al tema emergenza tristezza degli agrumi, cosa fare? Con particolare riferimento alla situazione del territorio di coltivazione dell'arancia di Ribera.